Realizzo questo video per far capire che cosa sta succedendo sui nostri mercati finanziari, però ho bisogno che sia chiara una cosa prima di partire. Questo video è in secondo piano rispetto alla salute delle persone. La salute delle persone viene sempre prima dell'economia. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Il discorso sanitario deve essere per forza in primo piano e tutto il resto è laterale, è marginale. Quello di cui mi occupo io è l'economia e quindi questo video sarà incentrato su quello che io conosco, quello di cui mi intendo e sicuramente non darò una mia opinione da un punto di vista medico. Per quella vi rimando a un divulgatore che seguo, che è molto bravo, vi metto un link nel primo commento e anche nella descrizione. Seguitelo. Partiamo subito col dire che le borse mondiali in questi giorni stanno perdendo un sacco di soldi, stanno tutte quante calando di valore. Ora, la nostra borsa è rappresentata da un indice che è il FTSE MIB. Io ho già realizzato un video a riguardo, di recente tra l'altro, sulla Juventus, quindi potete trovare qui in alto a destra quel link. Vi spiego tutto quanto riguardo il FTSE MIB. Non mi ripeterò in questo video. In questo video vi farò vedere questa roba qui, meno 11% nel nostro FTSE MIB. Pensate che nell'ultimo mese questo indice ha perso più del 15%. Sono cifre mostruose, significa che il valore delle azioni delle società che compongono questo indice ha mediamente perso il 15%. È pazzesco. Non creiamo però allarmismi, perché la borsa funziona in un modo molto particolare, quindi andiamo a capire come mai questa discesa così verticale proprio di lunedì mattina. Ora ve lo spiego. Le borse non sono attive 24 ore su 24. La nostra piazza affari è aperta dal lunedì mattina, il weekend è chiusa. Questo significa che tutte le notizie del sabato e della domenica negative si ripercuotono il lunedì mattina. In particolare, come ben saprete, proprio lunedì è entrato in vigore, entra nella Gazzetta Ufficiale, l'ultimo decreto legge fatto da Giuseppe Conte e il resto del Consiglio dei Ministri. Ora, questo decreto legge prevede delle misure molto restrittive, dalle quali sono stato coinvolto anche io, essendo ora in zona arancione, credo si chiami, non più rossa. Comunque, queste notizie hanno fatto calare di molto l'indice FTSE MIB. Di queste misure ne risentirà molto negativamente, come ovvio che sia, il settore terziario. Penso ad esempio al turismo, che prima era quasi infattibile, ora è assolutamente impossibile nel nord Italia, perché buona parte del nord Italia è zona arancione. Penso anche a tutti quegli esercizi commerciali come bar e ristoranti che dovranno fare più sacrifici di quanti ne faremo noi popolazione normale. Altri settori invece verranno colpiti molto di meno. Sto pensando ad esempio alla produzione industriale, c'è ancora libera circolazione delle merci e le persone possono ancora circolare liberamente per motivi lavorativi. Però vi prego, state a casa se non avete motivi lavorativi per uscire. E queste sono le ripercussioni sull'economia reale. Sul piano finanziario le cose sembrano andare allo stesso modo, se non peggio. E come mai stanno andando peggio? Rispondiamo ora e questo è il succo del video, il motivo per cui ho fatto questo video. Perché i mercati finanziari rispondono peggio dell'economia reale? Ricordiamoci che i mercati finanziari sono fatti da investitori con diverse disponibilità. In sostanza sono l'azione congiunta di tutti quanti gli investitori. E quindi cosa significa che un certo titolo di una certa società sta scendendo di prezzo? Significa semplicemente che la maggior parte degli investitori sta vendendo quella determinata azione. E come si fa a capire se si deve comprare o vendere un titolo? Ora, sicuramente in prima battuta dipende dall'economia reale. Io non vado ad acquistare un titolo di Ryanair se so che sta riducendo il numero di tratte nel quali vola. È ovvio che sia così. Però sbagliate se pensate che il mercato finanziario e l'economia reale vadano sempre nella stessa direzione. Il mercato finanziario, come vi ho detto poco fa, dipende dagli investitori. Se gli investitori si mettono in testa che bisogna per forza comprare quel titolo, il prezzo di quel titolo sale e sale anche di tanto. È semplicemente per questo motivo che c'è stata la crisi del 29, perché le persone, non sapendo quello che stavano facendo, acquistavano sempre di più azioni indipendentemente dal prezzo, pensando che salissero per sempre, cosa che effettivamente non è accaduta. Ho fatto un video sulla crisi del 29 che trovate qui in alto a destra. E questo è un esempio proprio lampante, perché la crisi del 29 è partita appunto per questo motivo, perché il mercato finanziario aveva dei prezzi che non rispecchiavano l'economia reale. Le aziende non stavano andando così tanto bene
quanto saliva il prezzo delle azioni. Il mercato finanziario è una cosa staccata dall'economia reale e possono andare anche in direzioni diverse. E come si giustificano quindi questi trend? Meno 11% o magari più 10%? Semplicemente con una parola che ricorre tantissimo in finanza: fiducia. La fiducia in un'azienda può fare realmente la differenza. Ogni qualvolta c'è stata una grande fiducia riposta in una certa azienda, il titolo di quell'azienda è sempre schizzato in alto. È la semplicissima legge di domanda e offerta. Molti investitori sono stati condizionati a livello psicologico a comprare quel titolo nonostante il prezzo stesse lievitando. Tuttavia, fiducia e sfiducia dipendono tantissimo dalle notizie che circolano e soprattutto da chi fa circolare queste notizie, perché se a pronunciare certe parole è una persona molto influente, le cose cambiano di molto. Vi faccio un classico esempio. L'allora presidente della BCE, Mario Draghi, pronunciò le parole "whatever it takes". Qualsiasi cosa accada, noi sosterremo il rilancio di questa economia. E lì la fiducia partì alle stelle. Ed ecco perché lunedì abbiamo perso l'11,7% in borsa, che è una cifra mostruosa, fa veramente male. Ma questo non perché rispecchi in pieno l'economia reale, ma perché si è generato del panico sui mercati. Si prefigura un rischio molto più grande di quello che in realtà è veramente. Quindi lo spread si alza, le borse si abbassano e tutti sono nel panico, tutti vendono. Vi esorto quindi a prendere con le pinze, non so mai come si pronuncia, qualcuno me lo scrive qui sotto, il crollo dei mercati e della nostra borsa in particolare. Questo perché dipende tutto dalle notizie e come vengono veicolate. Non è il momento di fare allarmismo, l'allarmismo serve solo per far crollare ancora di più il sistema. Con questo video spero che abbiate capito che bisogna dare il giusto peso alle cose e soprattutto che il peso maggiore va dato alla salute. Non pensate all'economia in questo momento, vi prego. Vi lascio con la curiosità economica prima di chiudere il video. L'oro è l'unica asset class non posseduta da nessuno. Fino ad oggi in tutta la storia si stima che siano state estratte 181.000 tonnellate di oro e si stima che l'80% sia ancora sottoterra da estrarre.